città non sarà bloccata, cioè sarà comunque vivibile, Ma anche durante la visita del Papa. mi auguro che si blocchi in ascolto di quanto avrà da dirci. Il sindaco di Verona Damiano Tommasi così vede la visita di Papa Francesco atteso per sabato in città. Sarà sicuramente un fine settimana particolarmente intenso per lui e per la nostra città, che avrà tante occasioni per vedere, per sentire e ascoltare le sue parole. Tante le forze in campo messe anche dal Comune per l'organizzazione logistica. Sì, tante persone che si aspettano e anche lungo il tragitto, perché appunto si muoverà all'interno della città e quindi dobbiamo mettere in sicurezza quelle che sono non solo la parte viabilistica ma anche di affluenza a vedere, a salutare il suo passaggio. E da questo incontro con il Santo Padre, grazie a un impegno in sinergia tra diocesi e comune, rinascerà una scuola della pace permanente. Il ricordo di chi si è e della nostra storia è sempre per darci questo impegno a mantenere vivo questo nostro ruolo. Lo stesso Santo Padre nella lettera di incarico a Monsignor Pompili, quale vescovo della diocesi di Verona, ha definito Verona crocevia di popoli e di culture e questo crocevia ovviamente presuppone anche la creazione di questo spazio di dialogo di cui c'è sempre più bisogno. La felicità di avere questo evento organizzato in città, sicuramente il fatto che sia in occasione dell'Arena di Pace dà un po' anche continuità a quella che è stata la nostra città negli anni precedenti, nella sua storia, dove ha costruito ambasciatori di pace che poi sono andati in tutto il mondo, e si è resa protagonista dell'Arena di Pace negli anni scorsi, e oggi riprendere da lì quel filo in questo momento storico in cui davvero c'è bisogno del cessate il fuoco è un grande orgoglio.